Salve, tifosi del Napoli! Oggi abbiamo una notizia bomba ed esclusiva sul futuro di uno dei nostri giocatori chiave. La nostra squadra cerca sempre di migliorarsi per portare buoni risultati, quindi è fondamentale rimanere aggiornati su tutto quello che succede. Lasciate il vostro like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere nessun aggiornamento. Andiamo insieme! Secondo il famoso giornale francese L'Équipe, Vika Kvaratskhelia, la nostra talentuosa ala georgiana, ha raggiunto un accordo finanziario con il Paris Saint-Germain. Nonostante sia considerato incedibile da Antonio Conte, nuovo allenatore del Napoli, la Francia rimane una possibile destinazione per Kvaratskhelia. L'Équipe sottolinea che il giocatore ha già parlato direttamente con Luis Enrique e che le trattative contrattuali sono quasi concluse. Il contratto di Kvaratskhelia con il Napoli scade nel 2027 e finora non c'è stato alcun accordo per il rinnovo. Sappiamo che il rinnovo è una priorità per il nostro club, ma la situazione è complicata dall'interesse del PSG e dall'attrazione di Kvaratskhelia per il progetto parigino. Il PSG, dal canto suo, sta spingendo molto per assicurarsi l'ingaggio del giocatore, che è la priorità di Luis Enrique e Luis Campos per rinforzare la fascia sinistra nella prossima stagione. Questa trattativa è una delle più difficili dell'estate per il PSG, considerando che Antonio Conte considera Kvaratskhelia un tassello fondamentale e incedibile del suo assetto. Il Napoli dovrà affrontare grandi sfide per trattenere il giocatore, soprattutto di fronte alle grandi offerte che il PSG è disposto a fare. Sarà fondamentale capire come si svilupperà l'operazione nelle prossime settimane e se il Napoli riuscirà a convincere Kvaratskhelia a restare in giallorosso. Allora, tifosi del Napoli, cosa ne pensate del possibile passaggio di Kvaratskhelia al PSG? Pensate che il nostro club riuscirà a trattenerlo o sarà difficile resistere alle offerte del Paris Saint-Germain? Lasciate le vostre opinioni nei commenti, vogliamo davvero sapere cosa ne pensate di questa situazione. Non dimenticate di lasciare un like, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere nessun aggiornamento su Napoli e su tutte le novità in arrivo. Sosteniamo la nostra squadra in un'altra stagione di successi. Forza Napoli sempre!